Ed eccoci in studio, andiamo a scoprire chi c'è con noi e gli ospiti che appunto in qualche modo allieteranno questo aperitivo dolce, un dolce aperitivo. Allora partiamo prima dalle nostre ragazze presenti, Aurora. Aurora è le delizie di Aurora, quindi già Ciao a vi fanno tutti. capire che cosa potrà regalarci. Sabrina Tonello, che è invece la nostra redattrice che segue tutta la parte, direi più dolce, più accattivante, quella un po' più riflessiva. Tra l'altro Sabrina è anche autrice di due pubblicazioni, giusto Sabrina? Mi senti Sabrina? Eh, A Sento due colpi. comunicazioni, sì. Va bene, comunque noi andiamo avanti. L'ultimo ospite, non per tenerti per ultimo, ma perché sei un maschietto della compagnia, è Marco Tinello. Marco Tinello è un amico, io l'ho conosciuto in una bellissima degustazione che lui ha tenuto con l'ICE di Vicenza dedicato allo champagne. E Marco Tinello, appunto, è un sommelier, un relatore ICE, un amico e anche un profondo conoscitore del nostro territorio. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti. Bene, allora, qual è il motivo di questa serata? Questa serata è una serata un po' diversa dal solito. Infatti, Aurora in diretta per noi, per voi, preparerà qualcosa. Aurora, vuoi intanto descriverci che cosa preparerai per stasera, tanto per subito buttare il sasso? Certo, stasera prepareremo una crostata croccante, un fondo di marmellata fatta da me, e crema pasticcera molto golosa, ricca, e tanta frutta fresca di stagione. Una bellissima crostata colorata che potrebbe essere anche un bel regalo per la festa della mamma che è ormai imminente alle porte. Appunto, la sorpresa è che la crostata sarà a forma di cuore, perché Ah, per la festa della mamma non possiamo regalare altro che il nostro giusto, cuore, perché le mamme. giusto. Io vorrei però fare una piccola prefazione. Allora, Aurora, da come leggete il suo cognome, che non vado a leggere per non storpiarlo, arriva da fuori. Sei in Italia da 9 anni. Da dove arrivi, Aurora? Sono in Italia da 9 anni, arrivo dalla Romania. Ho iniziato questo percorso della pasticceria 6 anni, 8 anni fa. Arrivata qua mi piaceva tanto fare dolci, cucinare anche prima, ma più in casa perché ho finita l'università di economia e ho detto dai, ho lavorato come impiegata per 6 anni, dopodiché mi sono resa conto che stare in un ufficio non faceva tanto per me e sono arrivata qua in Italia per l'amore. Per un anno ho fatto vari lavoretti, ho trovato un corso di pasticceria, mi sono iscritta e ho detto questa è la mia strada. E da là in poi faccio di continuo i corsi, provo sempre ad aggiornarmi. La mia pasticceria è un po' mista, diciamo, faccio da classico, moderno e anche il cake design che in tanti mi dicono che sono un po' pazza facendo anche tanti pazzi. Ma lo faccio con tanta passione. Io ho visto anche una tua foto con il Gino Massari, se non sbaglio. Sì, ho fatto 3 corsi con Eugenio Massari, Achille Gioia, ho fatto con Montersino, Luca Montersino, tanti del mondo della pasticceria, perché provo sempre di essere all'avanguardia e vedere le cose nuove. E dopo anche vorrei buttarmi tanto anche sulla cioccolateria, che adoro il cioccolato. Per me il mondo senza cioccolato non è proprio il top. Allora, io Non vedo l'ora che aprono le scuole, sono già iscritta ad altri corsi, ma purtroppo siamo messi così, un abbiamo po' questa malucci, fase ma che ci costringe a essere un pochettino lontani, ma grazie a queste dirette possiamo comunque continuare il nostro, diciamo, contatto con i nostri amici, con i nostri clienti, con le persone che ci vogliono bene e in qualche modo non perderci di vista, mantenere questo filo rosso che in qualche modo ci tiene uniti. Se vuoi, Aurora, io ti farei già partire, insomma, perché noi abbiamo la collina in bocca e vogliamo assaggiare per ora virtualmente la tua torta e vedere la tua preparazione. Per cui ti diamo il via. Vai. certo.
io vado e inizio con la presentazione della frolla, che sappiamo che le ricette per la frolla ci sono tante, ma alla fine il metodo di preparare una frolla sono solo 3 metodi. Io userò quello classico stasera, che lo chiamano anche milanese, che tanti pasticceri lo usano perché diciamo è il più per i fondi delle crostate di quello che vorrei fare io stasera, avendo anche la struttura croccante, perché un dolce deve avere sempre la parte croccante, cremosa, non deve mancare. Iniziamo con la nostra frolla milanese, frolla classica, che Sabrina sai bene che abbiamo fatto insieme anche la pasta frolla milanese. Il discorso delle differenze. Sì, pasta frolla milanese che è quella classica, no? Sì. La pasta frolla milanese, burro, vi do anche le ricette, le quantità, proviamo di farle in casa, magari domani, non lo so, vedi tu, dopodomani. poi non so se vuoi svelare qualche segreto che poi... Per me, io non mi considero una maestra, non ho cose che non posso dire. Penso che non si sente tanto bene. Ok, io non ho segreti per quello che riguarda il mio mestiere. Secondo me un bravo pasticcere non dovrebbe avere segreti, perché io non credo tanto nelle ricette, credo tanto nelle preparazioni. Ognuno si fa la sua ricetta, perché se magari uno adora una ricetta un po' più aromata o magari meno burrosa, basta avere una scherma e se la fa da solo. Iniziamo. 500 di burro. Io ho provato di prendere quello di latteria, quello diciamo il top migliore, che per la frolla classica si mette burro, 500 abbiamo detto, meglio usare la planetaria perché anche con il caldo il burro si riscalda tanto e non è il massimo. Burro e zucchero nella planetaria. Ok. Si mette a montare con la foglia, perché sappiamo che la planetaria ha la foglia, la frusta e il gancio. Per la frolla usiamo per la frolla classica usiamo la foglia, perché non dobbiamo montarlo. È una cosa molto importante. Abbiamo messo burro e zucchero, 500 burro, 300 zucchero, l'oro nero che lo chiamo io, che sarebbe la bacca di vaniglia, io la adoro, la metto un po' dappertutto, anche se costa un po'. Bacca di vaniglia, essendo un po' sottovuoto, stando un po' sottovuoto, la vediamo. Tiriamo fuori i semi. E li mettiamo insieme al burro e zucchero. Così lo rende ben profumato di dolce. Ben profumato, esatto. La bacca, quella che resta, non si butta. Io tante volte la metto nel barattolino dello zucchero per renderlo Anche profumato. Sì, sì. A parte la pasta di vaniglia, io uso la mia pasta arancia fatta da me perché mi faccio gli aromi da sola. Ho preso le arance al naturale o bio e mi sono fatta la mia pasta d'arancia perché faremo una frolla anche all'arancia. Poi come quantità dipende un po' dai gusti, ognuno mette quello che vuole come arome. Dopo che abbiamo messo gli aromi,
sempre stando attenti che il burro non monta. Ok, uova, qua abbiamo tuorlo e uova. Come tuorli abbiamo 100 grammi di tuorlo, che vuol dire 5 tuorli, un tuorlo che pesa più o meno 20 grammi, e un uovo intero che arriva a 50 grammi, 100 tuorli e un uovo intero. Messe le uova. Mettiamo di nuovo il montaggio. Insieme alle uova dobbiamo mettere anche il sale, non dimentichiamo mai il sale, perché il sale risalta tutti gli aromi. E lo metto dappertutto, anche quanti stagni, dappertutto. Aspettiamo che si amalgami tutto. E frattempo la farina, abbiamo più di 100 grammi di farina, ben setacciata, anche 2 volte. Io tengo tanto a dare tanta aria alla farina per tutte le lavorazioni. Abbiamo più di 100 grammi di farina, ben setacciata, anche 2 volte. Io tengo tanto a dare tanta aria alla farina per tutte le lavorazioni. La farina si mette in 2 colpi. Uno, lasciamo montare, mettiamo la metà della quantità della farina. Monta, fa non più di 6, 7, massimo 10 giri, finché la farina che l'abbiamo messa è tutta amalgamata, perché se no diventa troppo dura la frolla. E dopo 10 giri mettiamo anche l'altra quantità di farina. Vediamo sempre il nostro spazio di lavoro. Allora, Aurora, siccome mi dicono che il collegamento qui abbiamo qualche problema col tuo audio, allora intanto abbiamo un po' di amiche che ti salutano e che ti mandano un bravo, un applauso doppio e una bella faccina con la lingua di fuori. E Okay. io ti farei andare avanti nella preparazione, però appunto siccome non si sente tanto bene, dice Stefania Ruzza, tu vai pure avanti con la preparazione, che intanto magari parliamo un po' con Sabrina del suo ultimo articolo che ti ha dedicato, tra virgolette. Sabrina, Sì. adesso io vedo un attimino Ok. con la regia, poi ci ritroviamo fra un attimo, Aurora, tranquilla, ecco. Faccio, Certo. ecco, un attimo la scheda, eccolo qui, che parla da Genova con dolcezza. Mhm. Eccolo L'articolo che è qui. uscito ieri è dedicato alla pasta genovese, la pasta biscotto, e è il terzo appuntamento di questa nostra nuova rubrica dedicata alla pasticceria e ai suoi segreti, in cui ogni settimana Aurora mi racconta proprio le basi della pasticceria, quindi come preparare i fondi per le torte, come fare la pasta più adatta per i biscotti. Abbiamo pensato appunto ad una rubrica per imparare proprio a come imparare le basi È della una specie di pasticceria. percorso della pasticceria Percorso. che possiamo fare a casa, tra virgolette. Esatto, quindi ricette semplici per preparare poi dolci buoni e anche belli da vedere, con Certo, ingredienti, con metodi che siano facilmente realizzabili a casa. Perché di ricette ce certo. ne sono tantissime, di dolci ce ne sono tantissime, ma se poi la realizzazione è un po' complessa, da casa diventa difficile e magari una persona si priva di realizzarli. Invece, con Aurora appunto cerchiamo delle cose adatte a chi ama preparare a casa. Quindi in qualche modo da parte mia l'invito è quello di seguirci, anzi seguirvi
sul nostro Assolutamente. magazine su veneziachannel.com, dove ogni settimana è un giorno prefissato che esce questo articolo? In genere il giovedì. Il Abbiamo giovedì? scelto il giovedì. Ecco, esce un approfondimento, sarà una Esatto. collana direi a un certo punto, che vi Sì, ritroverete in automatico, perché poi tutte queste ricette, tutti questi consigli verranno salvati in un apposito, diciamo, contenitore, quindi in qualsiasi momento potrete sfogliare e andare a trovare magari dei consigli utili o delle esatto, preparazioni che volete, a cui volete rifarvi, insomma. Allora, Sabina, casa esattamente. tua è diventata un secondo laboratorio, penso che i familiari saranno contenti. Io tra tutto il cibo amo volentieri i dolci, quindi mi son prestata molto volentieri a questo tipo di attività, E, specialmente dolci da ebbene, forno, Vorrei direi biscotti. che... dire una sola cosa. Vai, Deborah. La consistenza della frolla sarebbe questa, che è abbastanza morbida, sì. Con l'aiuto delle mani la facciamo diventare più compatta, si mette sulla pellicola. Qua parliamo esclusivamente della frolla classica, perché Sabrina sai che abbiamo parlato che c'è quella sabbiata che proprio fai la farina con il burro Il burro freddo all'inizio della che devi, preparazione. ma perché il burro deve essere freddo in questo caso, e su quella classica il burro a 20 gradi. Sì. Mi sono persa. Sì, la temperatura del burro è sempre Ok, molto importante nella pasta frolla. E c'è molto molto importante. sì, c'è ad E esempio per nella chi pasta lavora a sablé casa con le manine, lo scalda. Infatti Aurora mi ha insegnato che nella pasta sablé, sì, che è deve un'altra stare attenta a non scaldare. variante della pasta frolla, il burro deve essere ben freddo alla temperatura di 10 gradi. In altri tipi di frolla invece va sui 20 gradi, quindi sembrano pochi, però in realtà poi ti fanno la differenza sul tipo di impasto, sul tipo di risultato. Io adesso approfitterei Io di adesso lo metto avere... al Vai, fresco, al freddo, adesso dovrebbe stare almeno 2 ore. 2 ore in frigo? Deve Sì, riposare 2 in ore in frigo, frigorifero. almeno 2 ore. Sì, sì. Beh, Marco, ci sono anche vini che noi abbiamo una temperatura di servizio che devono essere Ok, serviti fatta la proprio follia. dalle cantinette frigorifere, giusto? Sì, come tutti i vini hanno bisogno di una temperatura idonea per essere serviti al meglio della loro qualità, quindi i vini dolci, i vini spumanti, i vini sia bianchi che rossi, quindi la temperatura è molto importante. Penso che anche questo dolce che sta preparando Aurora abbia bisogno di un vino importante, perché ho già l'acquolina in bocca io, devo dire da buon gustaio dei dolci, sto già pensando insomma cosa proporre in abbinata a questo dolce che ha tutta l'aria di essere veramente interessante, veramente buono. Perché tra l'altro noi abbiamo fatto una sorpresa a Marco, perché fino a poche ore fa non lo sapeva che doveva intervenire, ma io ho detto non possiamo fare una diretta senza un vino, perché ormai il vino contraddistingue, abbiamo parlato di teatro e vino, abbiamo parlato di teatro e drink, abbiamo parlato di cibo e vino, cioè il vino per noi è un po' il legame che ci tiene insieme, anche perché è appunto la serata pre-cena è sempre fatta con un bel bicchiere di vino e quindi in qualche modo fa parte del nostro DNA. E quindi a un certo punto ho detto chi è l'esperto che potrebbe darmi una mano? Marco Tinello, e l'ho beccato subito al volo senza dirgli molto. Beh, Però sì. una vocina mi ha detto che tu sei un po' appassionato di dolci, che c'è qualcheduno che ti vizia un po' con questi dolci, no? Anche tu hai... Purtroppo sì, quindi diciamo che i dolci, come tante altre cose dal punto di vista gastronomico, però i dolci insomma
hanno un posto importante nella mia, vorrei dire, quasi quotidianità, perché purtroppo insomma non saranno d'accordo molti medici su questo, però no, diciamo che dolci non necessariamente devono essere per forza dolci molto laboriosi, dolci molto importanti, piuttosto che strutturati. Dolci è anche il dolce classico di credenza, quello che si fa in pochi minuti, la classica ciambella, la crostata, piuttosto che i cosiddetti dolci caserecci di una volta. Quindi a casa mia in qualche anfratto qua e là non mancano mai, quindi siamo stati viziati ancora da mo', e quindi ecco che. E poi la cosa bella è che vanno comunque accompagnati con qualcosa di dolce, perché proprio su questo era una delle domande che magari potrebbero essere interessanti, sul fatto proprio dell'abbinamento, del perché un vino con un determinato piatto e anche per cercare di fare un attimo un po' un portavoce di un movimento, che è quello del movimento che poi magari vedremo un po' più avanti, che di finirla con certe scene magari che si vedono in giro, in fatto di abbinamenti che ti vengono i capelli dritti, no? E quindi stasera magari daremo il classico dolce o secco, aiuto. Quindi, aiuto. Comunque, Aurora, tu quando vuoi riprendere la parola, riprendila, nel senso che noi stiamo chiacchierando, però tu quando hai il momento topico entra pure a gamba tesa. Perfetto, io ho fatto il miracolo di far passare 2 ore così, in un attimo ho tirato fuori la frolla che l'avevo fatto 3-4 ore fa, eccola qua, e mi metto già a stenderla. Quando la stendiamo, perché adesso la stendo a mano, quando la faccio per gli altri la stendo con questa roba qua che si vede qua dietro di me, che sarebbe la sfogliatrice. Questa cosa fa? Stende tutta la roba che ha la stessa misura, no? Qua per la frolla non dobbiamo superare 3-4 millimetri come grossezza, come spessore. Sì, spessore. Come spessore, vedi? La mia scuola italiana non è che mi ha aiutato tanto, ho ancora tanto da imparare. Ok, io in questo caso ho preso a caso una forma di cuore, ma si potrebbe fare tranquillamente a mano. Siccome da piccoli impariamo a disegnare un cuore, prendiamo un coltello, abbiamo steso la frolla, bello, non so se si vede. Ecco, tutto coltellino e disegniamo un cuore. Fatto questo, prendiamo l'eccesso, mettiamo tutto sulla nostra teglia, dopo sempre a mano, è super veloce, non stiamo là, perché quando hai da fare 30 tostate al giorno, non è che... Facciamo un bel rotolino. Perché la frolla classica ha questa proprietà che tiene abbastanza bene la forma. Per quella sablé e quell'altra montata non potrei dire la stessa cosa. Per questo noi pasticceri abbiamo tanto... Anche perché siamo una via di mezzo, perché avendo il burro la metà della quantità di zucchero. Di farina, scusami. Adesso mettiamo intorno al cuoricino il nostro rotolo. Ecco fatto. Abbastanza veloce. Ecco fatto. Adesso non possiamo lasciarlo così perché non è che ha non è tanto bello. Sempre con un coltellino o una forchetta o quello che fa, schiacciamo sul rotolino la forma che vogliamo noi. Io faccio dei bei triangoletti. Ecco fatto. Non dimentichiamo sempre, ma sempre, quando facciamo i fondi per una frolla,
di non metterla in forno senza fargli i buchi in mezzo, perché sennò gonfia e perde. Eccola. Non so se si vede tanto quello che ho fatto io qua, Guarda. voglio far vedere, e il Sì. nostro fondo cuoricino è Bello. pronto. Tu Marco, hai mai Adesso fatto un po' posso di fare manualità, una un'altra torta miracola. così? Ti sei Questo, mai diciamo, avventurato? Assolutamente no. Infatti c'è un No, commento di perché Emanuela Pregnolato, che non so se conosci, una certa che la Emanuela salutiamo. Ciao che la Manu. salutiamo, e dice: a Marco non piacciono per niente i dolci, infatti. È un po' ironica, direi. Ah, ok, sì. No, diciamo che non mi cimento perché insomma una C'è già chi li fa professione che per te? lascio volentieri fare ad altri, insomma, che sicuramente li sanno fare meglio di come potrei farli io e Ecco. basta, insomma. Però mi limito ad assaggiarli, che è un compito molto importante, perché quindi si va a dare un giudizio a chi Perché- magari vuole cimentarsi, vuole un po'. E Ma posso sì. dire che insomma me la cavo. Io adesso vorrei aprire una finestra ovviamente sui vini, perché così un po' facciamo questo abbinamento, no? Normalmente tutti un po' dicono così in modo scontato e secondo me banale, dolce con dolce, no? C'è questa simmetria. Tu vorresti andare oltre? Di che partito sei, diciamo, tra virgolette, su questo tema, Marco? Allora, se devo usare un termine, dico il partito dei conservatori, nel senso che gli abbinamenti vanno fatti per concordanza o contrapposizione, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che a una determinata sensazione ne deve per forza di cose, per trovare un'armonia gustativa, non è mica scritto, cioè, o meglio, non è obbligatorio, ad ognuno piace quel che piace, quindi non è che ci sia per forza di cose una regola alla quale se uno non si attiene magari incorre in chissà quale problema gustativo. Diciamo che volendo seguire una logica ci sono degli abbinamenti, come dicevamo, per contrapposizione o concordanza. Nel caso dei dolci si va per concordanza, ossia il dolce in base alla quantità di dolce, perché una ciambella ha una quantità di sensazione gustativa, quindi una quantità di dolcezza percepita minore rispetto ad una millefoglie piuttosto che a una crostata, quindi in base alla quantità percepita di dolce si va ad abbinare un vino che abbia più o meno zucchero come residuo zuccherino all'interno, quindi si crea un'armonia e anche la struttura. Quindi io vado proprio per il dolce con il dolce, perché poi se vogliamo trovare un'armonia gustativa, quindi quando si va a pranzo, a cena, che si va proprio ad assaggiare un dolce, abbinarci un vino che non sia della stessa dolcezza, si crea uno scontro, insomma le papille gustative non apprezzano questo abbinamento. E uno dei classici errori, possiamo proprio definirlo come tale, che viene commesso spesso, è proprio quel momento in cui si è al ristorante con gli amici, in coppia, piuttosto che la classica tavolata in cui questo, ahimè, evento ricorre più spesso di altre volte, è quando appunto viene servito il vino, arriva il dolce, dicono con le 2 bottiglie che passano, dolce o secco, oppure abbiamo festeggiato il compleanno della nonna, arriva la torta, il cameriere, una bottiglia di prosecco. Allora non mi vogliono assolutamente i produttori di prosecco, per l'amor di Dio, però magari ecco il prosecco con un bel panino con la mortadella piuttosto che con altre stuzzichini salati, così ci sta, con dei primi piatti, ha insomma una marea di possibilità di abbinate. Se magari vogliamo trovare un'abbinata magari nella versione dry, quindi quella con più residuo zuccherino, una versione cartizia anche magari con una ciambella, quindi un dolce di credenza non eccessivamente dolce, possiamo anche tentare di farcelo stare, ma oltre lì direi assolutamente no. Ma come Quindi, dici tu, però il dolce anche dipende dal tipo di dolce che stiamo mangiando, quindi ci sono varie gradazioni anche lì, cioè non c'è un vino dolce per eccellenza che va bene sempre, cioè noi prendiamo Moscato d'Asti no. e va bene per tutto. No, noi abbiamo tante, come dire, sfumature, giusto?
Certamente, poi i dolci. Un dolce al cioccolato avrà una dolcezza diversa rispetto al dolce che sta preparando Aurora, un dolce alla frutta, un dolce alle creme, un dolce, quindi ce ne sono tantissimi, la struttura, la persistenza, quindi c'è un sacco di variabili al quale vanno abbinate le variabili dei vini. Ovviamente ci sono vini dolci bianchi, vini dolci rossi, il Recioto della Valpolicella per pensarne uno, quindi con i dolci al cioccolato va benissimo. Quando il cioccolato non è eccessivamente importante, altrimenti si passa ai vini saborosi. Quindi ci sono sempre vini dolci, ma sono vini di un'altra categoria, un'altra famiglia. Quindi struttura, persistenza sia del piatto devono trovare riscontro nel vino. Questo è un discorso per concordanza che è valido nel mondo dei dolci. Poi non entriamo magari un po' troppo nel tecnico, ma il prosecco di prima va per contrapposizione per certe altre dinamiche, insomma. Ecco, quindi, visto che stiamo parlando di dolci, concentriamoci su quello, con un buon dolce, che sia il dolce di credenza fatto dalla mamma, la nonna, la zia, l'amica, o anche autoprodotto, e quindi abbiniamoci un vino dolce. Ecco. Ma io casualmente mi è arrivato qui una bottiglia, molto casualmente, non lo so come mai è piombata dall'alto, col pensiero, proprio si è materializzata. Io la leggo perché ovviamente, come ti ripeto, e tra l'altro è la prima volta che la vedo. Beh, la cantina la conosco, Vignalta è una cantina che dopo ci descriverai dei Colli Ugani, qui a Padova, e questo è un fior d'arancio passito dal nome Alpiane. Cosa mi dice questo? Cioè mi è arrivata, cosa devo farne, Marco? Aprirla e berla, cioè non c'è altra soluzione, c'è scritto anche nell'etichetta, questo vino va necessariamente aperto e bevuto. Diciamo che questa sera giochiamo in casa, un po' perché facciamo un asse geografico Montagnana Este Arqua Petrarca, quindi giochiamo un po' in casa, quindi facciamo una cosa molto, molto simpatica. Allora, Vignalta non ha certo bisogno di presentazione, è una cantina storica per eccellenza, fin dalla fine degli anni 80, nell'86 per preciso, quando è stata fondata, due amici, Lucio Gomiero e Franco Zanovello, di Rimpetai, in quel dei Colli Uganei. Da lì diedero vita un po' a questa cantina che dopo parecchi anni è diventata un faro, un punto di riferimento, e tra i tanti vini, diciamo, che la cantina ha prodotto, ne ha prodotto uno in particolar modo, un vino che era anche un vino che non esisteva dal disciplinare, perché nelle prime annate prodotte credo fossero dell'87-88, quelle anni lì, non esisteva il disciplinare che prevedeva che il moscato giallo, quindi il moscato fior d'arancio, fosse prodotto nella tipologia passita, quindi la DOC non poteva essere data a quel vino. Quindi la cantina ha addirittura fatto cambiare il disciplinare di produzione, non solo quello, ha fatto cambiare anche altre cose, diciamo, negli anni successivi, sempre nel disciplinare, come il titolo alcolometrico minimo previsto. Insomma, è stato un vino molto, diciamo, particolare, perché ha fatto cambiare e conoscere anche una tipologia di questo vitigno, che è il moscato giallo, quindi che è il fior d'arancio di OCG dal 2011, quindi ha fatto sì che diventasse uno dei vini più importanti. La cantina, molti la conoscono, produce parecchi vini, dei vini bianchi, vini spumanti, vini rossi. Per quanto riguarda i vini dolci, il fior d'arancio, quindi il moscato giallo, viene prodotto in 3 versioni: la classica versione spumante, una vendemmia tardiva e poi il passito per eccellenza, che è l'Alpiane. È un vino che ha ricevuto un sacco di riconoscimenti. Tu hai l'annata 2015, l'annata attuale in commercio da 2016 è stata premiata con i 3 bicchieri del Gambero Rosso, ma è stato premiato addirittura anche come miglior moscato al mondo al concorso internazionale che, guarda caso, si svolge in Francia, per il Muscat du Monde. Ha vinto non solo nella categoria, diciamo, vini dolci del mondo, ma nel concorso stesso, all'interno di questo salone, dove vengono premiati anche altri vini rossi, vini bianchi, tutti i vincitori per categoria hanno fatto un'ulteriore selezione e ha vinto il Best in Show. Best in Show non è nient'altro che il migliore dei migliori, quindi, voglio dire, miglior moscato d'Italia, un vino incredibile.
Aurora, guarda che fortuna che hai questo tuo bellissimo dolce, Devo oggi è disturbare. abbinato con un super campione del mondo. Cosa vuoi di più? Cioè, tu dici di aprirlo, Marco, io Per me è un purtroppo sono da onore. solo, non lo apro, ma me lo riservo per aprirlo tutti insieme fra qualche giorno, settimana, quando potremo andare da Aurora ad assaggiare il suo dolce tutti insieme. Allora io porterò questa bottiglia particolare. Cosa ne dici, Marco? Dico che intanto spero che si possa aprire con le dovute sicurezze del caso, ma diciamo che la gente inizia ad essere Un po'. diciamo, un po', Un po'. puntini, ognuno ci metta l'aggettivo che vuole. È un'ottima idea, anche perché comunque una crostata di come sta preparando Aurora ha bisogno proprio di un vino del genere, una crostata che avrà una sua struttura, quindi una sua persistenza, una confettura che è preparata, quindi ci saranno diversi ingredienti che andranno a dare una struttura alla torta e pertanto una struttura al vino. Questo vino, tra l'altro, che ha un titolo alcolometrico molto delicato, un 11 gradi e mezzo, se non vado errato, il 2015. Vediamo di quanto ho sbagliato. 11. Ecco, vedi. E ha una grande vivibilità, una freschezza, quindi colpisce sia a livello proprio olfattivo, già anche prima, se vogliamo vedere, già quando lo versiamo al calice con questo suo colore ambra, con questa sua grande bella tonalità, un dorato carico, ma poi quando va a dare il meglio di sé nel primo olfatto, quindi senti la notte speziata, il miele, la zagara, l'uva passa, senti un sacco di profumi che aumentano, è molto ampio come profumi, cambiano nel tempo. E poi quando si va ad assaggiare un vino che andrebbe bevuto anche da solo, quindi con i Un formaggi, vino, anche da unendo una pareja. meditazione, no? Un È goccettino un la vino da sera. meditazione, magari con qualche anno in più alle spalle, quindi aumenta ancora la complessità. Certo. Poi, Io vedo che intanto Aurora sta guarnendo il nostro cuore, vero Aurora? Ritornando alla nostra crostata, tutto quello che ho fatto fino adesso, ho preso il fondo della nostra frolla, ho messo la marmellata, Aurora, ti sentiamo male. la marmellata di arancia. Mi sentite meglio? Sì? Sì? Meglio adesso? Meglio? Ok. Quello che ho fatto fino adesso non è niente altro che ho preso il fondo della nostra frolla già informato, tutto pronto. Adesso dobbiamo stare tutti attenti. Ricetta della mia crema pasticcera, che in teoria dicono che un buon pasticcere deve saper fare. Si sente? Sì. La tua crema pasticcera speciale, giusto? Speciale, così dico io. Abbiamo 500 grammi di latte alta qualità, 500 grammi di pane, 38%, una bacchia di vaniglia, buccia di arancia o limone, in questo caso non si sente bene? Così. Tu vai avanti perché poi Sabrina prende nota e trascriverà tutto questo domani. Prossimo articolo. Ok. Mettiamo tutto a riscaldare, mi raccomando, non a bollire ma a riscaldare, perché se bolle non va bene, perché perdiamo la roba buona, sia gli aromi che le proteine. Intanto facciamo una pastella con i tuorli, che sono 300 grammi di tuorli con 250 grammi di zucchero. Una bella pastella con la crostina. Dopodiché mettiamo 50 grammi di amido di riso e 50 grammi di farina. Facciamo la pastella. Quando il latte vediamo che inizia piano piano a bollire, ma proprio piano piano, versiamo tutto e dopo, contando all'orologio 3 minuti, mescoliamo per bene, ma proprio 3 minuti. Ma qua parliamo per un chilo di latte, perché dopo il tempo cambia anche in base alla quantità che facciamo. Certo. Io tutta questa mia crema pasticcera non è che la lascio così, la uso tanto come diplomatica.
panna montata dopo che si è raffreddata. Si sente? Non si sente? Beh, Sabrina, casomai tu intervieni. Eh, allora, sì, appunto ha fatto questo composto di uova sbattute con lo zucchero. Appena il latte inizia a bollire, appena viene versato sulle uova, continuando a mescolare per riprendere la spumosità Qua del vorrei dire composto. un'altra cosa. Sabri, qua volevo dire un'altra cosa per quello che riguarda le uova. Siccome io Sì, uso sempre le uova fresche, no? sì, C'è un problema perché faccio anche tanto tiramisù e in tanti mi chiedono no, non voglio tiramisù perché che il tiramisù viene fatto con le uova crude. No, io pasteurizzo sempre le uova. sì, Cosa vuol dire? Che li porti a una temperatura tra 60 e 80 gradi insieme allo zucchero. sì, Anche per questo la crema pasticcera, che quando metti le uova, anche se sono fresche, il latte e intorno a 80 gradi, no? Tu metti le uova non hanno più nessun problema. Dopo è il discorso di come tenere le uova, perché usando le uova fresche ti arriva la scatola, io li metto a 360, non di più, sono anche poche, per me sono tante, ma per gli altri sarebbero poche, e li deposito sempre in frigo, sì. uova fresche sempre in frigo, ma non così come sono, pellicola intorno alla scatola e in basso, frigo, uova, L'ultimo ripiano del frigo. frigorifero dentro Fondo, la in loro fondo, scatola. Sì, certo. Sì, sì, perché esatto, le uova, se esatto. non sono conservate bene, poi possono dare Ma, dei problemi non simpatici, ma insomma. Aurora, ho capito male, le uova le metti in una pellicola o le lasci nel loro contenitore di cartone? Anche nel loro contenitore di cartone, ma con la pellicola, metto la pellicola intorno Ah, alla scatola che mi vengono. Metto la ok. pellicola perché le contaminazioni non è che sono poche in questi giorni, no? Ah, sì. Non dobbiamo avere problemi. Ok, qua ho iniziato a mettere un po' di frutta, io ho qua un po' di fragola, kiwi, quelli proprio dolci, perché è un'altra cosa, io non amo tanto mettere tanto zucchero sulle ricette io provo Cioè lo a zucchero cercare deve di prevenire positivo, per questa dai qua usando. componenti, diciamo. Mm. Perché dai Cioè lo zucchero... componenti, almeno sulla crostata con la frutta, prendi lo zucchero buono, no? Perché se Esatto. no, lo zucchero di canna. Ok, io vado avanti con le Tu vai decorazioni. avanti, intanto io vado avanti Molto un po' interessante il discorso del vino. Io ho fatto tre settimane di scuola per i vini, io purtroppo sono astemia, ma adesso sono molto molto curiosa a sentire altre informazioni. Marco, se vuoi, finiamo un po' il discorso su Vignalta, che io ho anche qualche fotografia che magari puoi commentare anche in diretta. E poi vorrei che comunque anche brevemente, così, perché in Veneto abbiamo altri vini molto interessanti, diciamo tra virgolette dolci, prima accennavi al Recioto della Valpolicella, ma ne abbiamo altri. E quindi vorrei in qualche modo dare una piccola come dire, una piccola presentazione al panorama che abbiamo interessante in Veneto. Io intanto carico qualche foto così tu la vedi e me la Sì, commenti. Allora, no, ma qui penso che siano, di qui vini, vediamo penso un sì, vigneto, abbiamo i colli, tradizionale profilo sì, dei colli ugani, giusto? sì, quello davanti, se non sbaglio, dovrebbe essere il monte che sta verso l'Ozzo Testino, quindi siamo sul versante ovest, in teoria, quello lì, vado a naso, Sì, perché sì. vedo le antenne là sopra, quello lì dovrebbe essere, sì, il monte di Lozzo Testino, sono due, sì, ok. Sì, diciamo che il moscato giallo, e c'è presente anche del moscato bianco sui colli ugani, quindi, però quello è un'altra tipologia di moscato, conosciuto anche come moscato Canelli, quindi quello con il quale viene prodotto l'Asti. Ecco.
Qua invece si parla di moscato giallo, quindi una famiglia a sé stante, quindi la differenza tra i due è che il moscato giallo dà più sia tonalità ma anche degli aromi, dei profumi più complessi rispetto al moscato bianco, che sono profumi più delicati, più floreali, da salvia, da mustio, diciamo è un po' più femminile come moscato, se vogliamo fare una differenziazione tra i due. È un vino molto particolare. Nel caso proprio dell'Alpiane è un vino che ne viene prodotto anche abbastanza poco. Questa è una fotografia all'interno del punto vendita della cantina sopra Darquà Petrarca. È un vino che viene prodotto solo in bottiglia da 3,75, quindi la classica mezza bottiglia. E la produzione va tra le poco meno di 6.000 alle 8.000 bottiglie in funzione dell'anno. Quindi anche questo è un fattore molto determinante. Sapete benissimo che ci possono essere delle variabili climatiche che influiscono molto sulla produzione. È un vino che viene fatta proprio così, tanto per dare qualche nozione un po' per i più magari appassionati, curiosi. È un vino che si anticipa un po' alla vendemmia rispetto a quello che dovrebbe essere il suo punto naturale per preservare un po' la freschezza. Dopodiché viene messo su delle ceste, quindi la vendemmia di solito è tra il 10 e il 15 settembre. Viene messo su delle ceste e viene messo su un fruttaio, quindi su una sala con una temperatura, un'umidità controllate per circa 3 mesi. Alla volta di dicembre si fa, ecco, possiamo vedere proprio gli acini all'interno di queste ceste che si disidratano perché la temperatura bassa e l'aria condizionata con un tasso di umidità ben definito fa sì che l'acino si disidrati, quindi la parte acqua se ne va e concentra tutti gli zuccheri e gli aromi. E dopodiché viene fatta una pressatura in cui le bucce non vanno a contatto con il mosto e il colore è un colore naturale, perché tendenzialmente si potrebbero anche lasciare in questo caso le bucce, ma le bucce del moscato sono un po' particolari perché potrebbero lasciare in pressatura delle sensazioni un po' astringenti, perché il moscato è abbastanza particolare a volte in fermentazione e dopo una pressatura magari un po' troppo forte. E quindi il mosto viene lasciato in legno, in tonneau da 500 litri, dove la fermentazione dura circa 6 mesi. Viene fatta una svinatura, quindi una fermentazione molto lunga, molto lenta. Mi ricordo tempo fa di aver proprio ascoltato la fermentazione ed era un gennaio, febbraio inoltrato in cui il vino stava appena si sentiva, perché è un periodo abbastanza freddo, quindi si sentiva proprio che il vino stava fermentando. Addirittura quello dell'anno precedente, quindi di un anno più vecchio, si sentiva ancora che stava proprio continuando questa fermentazione, perché è un vino che con quella quantità di zuccheri ha bisogno di fermentazioni molto lunghe. E dopodiché passa dai 12 ai 18 mesi sempre su questi contenitori di Rover francese da 500 litri usati, quindi non nuovi, e dopo viene messo in bottiglia. È un vino, diciamo, che ha una evoluzione molto lunga perché ha una bella acidità, quindi è un vino che riesce comunque a mantenersi molto bene nel tempo. Diciamo che dal 2011 in poi è stata cambiata anche un po' la visione di questo vino, con una gradazione più bassa, con una tecnica molto semplice, molto naturale di vinificazione e fermentazione per farne diventare un vino artigianale di una semplicità. Infatti, se un giorno ci sarà l'opportunità di andare su in cantina, ve ne accorgerete proprio come sia un vino straordinario, ma di una semplicità incredibile per produrlo, nonostante magari l'enologo non convenga con il termine semplice, però comunque ecco, non è un vino al quale si mettono le mani in maniera pesante. Qui ho un'immagine, ecco, forse delle porte che aprono la cantina, no? Sì, questa è la porta dalla sala, dall'ingresso della cantina, dove ci sono i tini in acciaio per le prime fermentazioni. Si entra nella quella che era fino all'anno scorso la vecchia cantina, ed era solo quella. E adesso ne è stata aperta un'altra di cantina nuova, sempre nello stesso sito, molto bella, molto grande, che invito insomma anche gli appassionati ad andarla a vedere, perché è una cantina veramente di dimensioni più importanti di quella che magari si conosceva prima, con più spazio, si lavora in maniera decisamente, diciamo, più
facile per tutta una serie di cose, e quindi si avrà la possibilità di vedere come nasce questo vino. Il periodo migliore magari una volta finita prima della pigiatura, una volta finiti i travasi, le fermentazioni dei vini rossi, in cui la cantina è lì un po' più tranquilla, l'ingresso in fruttaio ad assaggiare questi chicchi che dopo qualche giorno verranno tramutati in mosto è un'esperienza molto interessante, insomma. Quindi, E poi è un vino, diciamo che se vogliamo anche paragonarlo a quello che c'è in giro per il mondo, perché poi si parlava anche di vino veneto. Veneto sì, ma anche Italia. L'Italia è una regione, uno stato, dico regione, ma è uno stato incredibile dal punto di vista dei vini dolci, perché da nord a sud abbiamo vini dolci, cosa che in altri magari stati, non so, la Francia, la Germania, l'Austria, i vini dolci magari sono concentrati in poche zone per una serie di fattori. Noi in Veneto abbiamo dal refrontolo, dal torchiato di Fregona per arrivare al fior d'arancio, il recioto di Soave, il recioto di Gambellara, il recioto della Valpolicella, sicuramente il Friularo, ecco, il Friularo, altro grandissimo vino dolce, una grande facilità di abbinamento a dolci a base di cioccolato, cacao, quindi ne abbiamo veramente un'infinità da abbinare. Quindi in teoria, Marco, per attenti, ogni dolce che fa Aurora noi potremmo avere un vino diverso. Assolutamente sì. Quindi di vini, se dovessimo abbinare a ciascun vino un dolce, Aurora avrebbe di che Sbizzarrirsi. perché sbizzarrirsi, sì, perché poi le varie versioni di vini dolci, anche spumanti o vendemmie tardive, quindi ne avremo veramente un bel po' di cui divertirci, stando attenti alla dieta e alla linea, che qua insomma non sarebbe molto idoneo. Ok. Aurora ha una linea invidiabile, non si dice che faccia la pasticcera, perché Signori. eccoci qui alla nostra Eccola. opera completa. Bella, bellissima. Ce la puoi passare abbiamo finito. un pezzetto, se lo puoi passare attraverso lo schermo? Bellissima. Sarebbe il teletrasporto. Eccoci. Molto colorata. Sì. Abbiamo questa variante. Sì. Abbiamo questa variante, siccome fra mezz'ora devo fare una consegna, ho preparato anche la variante con questa veramente altro, che un zucchero al forno, e qualche mamena stasera se la mangerò. Sabina, mi dicevi come faccio Per cosa la metto frutta. sopra alla frutta? Per la frutta, perché so che spesso Niente farcire altro un che dolce una con la frutta gelatina. fresca rischi di rovinare, cioè la frutta si annerisce, non rimane più bella come appena messa, insomma. E Per questo quindi che trucco si usa per hai mantenerla ragione, per bella? questo io mantenerla bella non per tanto, perché se la frutta è fresca non è piena di cose chimiche, che non è la frutta ossida in qualsiasi caso, ma mettendo un po' Certo. di gelatina a freddo meglio. Ah sì. Per questo domenica mattina sarò qua alle 3 per fare tutte le crostate per la festa della mamma, perché questo è un dolce che lo mangi proprio fresco. L'unica cosa che la puoi fare prima sarebbe la frolla, diciamo i fondi, puoi farlo tranquillamente, e anche la crema, ma non più, diciamo non più di 2 giorni neanche la crema. Se metti la panna fresca dentro, un'ora prima la tua crema diplomatica, perché io non ho usato quella crema pasticcera, ma la crema diplomatica. Ho già detto la differenza. Che era la pasticcera con la panna. E ragazzi, la crema chantilly non è crema diplomatica. Io so che tu lo sai, ma magari quelli che ci sentono, che vengono in tanti, vorrei la torta con la crema chantilly. Va bene, crema diplomatica, perché chantilly è solo panna, vaniglia e un po' di zucchero. E qua magari
Ok, cosa posso dirvi? Io la posso anche tagliare davanti a voi, ma ho paura che vi farò più male di quello che ho fatto fino adesso Esatto. nella Purtroppo la tagli, ci chiamata. fai venire ancora più voglia e quindi è meglio che la tieni intera, così non sappiamo che non è disponibile. No, intanto ti ringraziamo Aurora per questo lavoro in diretta, perché lavorare in diretta così coi tempi contingentati non è semplice e quindi sei stata bravissima. Tra l'altro sei regista di te stessa e quindi questo è un merito ancora più, più grande, insomma. E poi appunto, come ne avevamo parlato spesso, il valore sicuramente è quello del prodotto, di come lo si produce, perché c'è tanti modi di produrlo e di conservarlo. Invece nel momento in cui si produce e si mette in opera, ecco, togliere la conservazione è un valore aggiunto per noi, insomma, cioè alla fine è tutto più naturale, più semplice, più diretto. Penso che sia così, giusto Aurora? Esatto, esatto. Sì. Per questo E tengo sempre a far vedere anche su Facebook, su tutte le maniere che riesco, a far vedere che non uso i secchi, sai, quelli che apri, è tutto pronto, hai fermato magari le glace, facendo tante torte, quelle perfette, le glace no, me le faccio qua con il latte condensato, il cioccolato bianco, la gelatina, ma non, no chimica. allora io volevo avvisare i nostri telespettatori che anche se abbiamo avuto qualche problema di collegamento audio con Aurora, Sabrina ha capito tutto e su questo scriverà un bellissimo pezzo, perché vale la pena insomma raccontare un po' questa cosa che abbiamo vissuto in diretta, e tra l'altro potremo sommare questo aspetto del vino che tu Sabrina, essendo astemia sostanzialmente, non curi Ecco. abbastanza. Io non so come si fa a essere Che brutta astemi, certe notizia. volte. Sì, Marco, ma come si Sì, fa a essere una astemi? una bruttissima notizia. È una malattia, che cos'è? Succede? Cioè, non lo so, Ma c'è Imparerò. rimedio, ma c'è rimedio. non Sì, c'è c'è rimedio? rimedio. C'è rimedio? Sì, 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 Per c'è fortuna? rimedio. Sì, 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 sì. Per Bevendo un fortuna. goccetto, provando, no, perché effettivamente Sì. No, dicevo, c'è rimedio, basta trovare la compagnia giusta, insomma, si fa presto, voglio dire. Direi che qui la sì. No, compagnia c'è, quindi un po' alla volta sì. imparerò. No, E io poi penso, vai. la degustazione del piatto stesso, perché comunque qui nello specifico si parla di dolci, ma pensiamo ad altre pietanze, le carni, i pesci, i formaggi, chi più ne ha più ne metta, quindi a volte la vedo insomma abbastanza limitante, nel senso buono però della parola, non abbinarci un vino ad un bel piatto, ecco, quindi secondo me magari un po' alla volta, così passetto Arriverà. dopo passetto arriva, sì. Passetto alla volta, Sabrina, anche non perché preoccuparti, siamo in due. Ecco, un po' alla vedi? volta, guardate, Siamo unite per i dolci e per il bicchiere. Con Marco come maestro qualche giornata la vedremo di passarla assieme o a Montagnana o da qualche altra parte, perché tra l'altro, spero che tu Marco mi dia ragione, ci sono oggigiorno delle possibilità anche nella grande distribuzione di trovare dei vini interessanti e dei prezzi altrettanto abbordabili, cioè non è detto che bisogna spendere decine di centinaia di euro per i vini. Certo, ci sono quelli che costano moltissimo e li lasciamo comprare a chi ha queste possibilità, ma certe volte anche con prezzi intorno ai 10-15 euro possiamo trovare dei vini interessanti. L'importante è saperli scegliere, perché certe volte magari uno risparmia 2 euro, 3 euro e prende, tra virgolette, un po' una schifezza, che con 2-3 euro in più, che cosa sono, magari prende un vino già più interessante. Che dici Marco? Guarda, io devo dire che in Italia c'è una cattiva visione della grande distribuzione dal punto di vista del supermercato, probabilmente anche per colpa loro stessi che non hanno mai curato magari quello spazio. Cosa che magari in altri paesi avviene, mi viene in mente l'Inghilterra piuttosto che qualche altro paese, la Francia stessa, quindi fanno la fiera del vino, che è una fiera che dura
diverse settimane in cui si va proprio al supermercato a comprare grandi vini, dal vino dai 5 euro ai 300 e su di là. Quindi è la nostra visione, magari per colpa stessa delle catene di supermercati, non generalizzando e non diciamo sia in nomi che in luoghi, ma spesso e volentieri la grande distribuzione per quanto riguarda il vino non ha mai investito in professionalità. Qua lo dico e lo posso anche confermare. Adesso si stanno un po' muovendo, però per quanto riguarda diciamo il prezzo, i vini, allora, i vini secondo me devono essere un qualcosa in più. Se uno ha sete beve acqua, tanto vale, voglio dire, se uno vuole farsi una coccola non deve per forza di cose spendere 50, 100, 200 euro, ma anche i 15, 20 euro, poi voglio dire una bottiglia, ad esempio, che qui penso di essere tranquillamente sotto i 20 euro, una bottiglia di questo vino di cui stiamo parlando, e non è un vino che comunque si aprono tutti i giorni, tutte le settimane, voglio dire, quindi Certo. questo vale per un vino dolce, ma vale anche per un qualsiasi altro vino, quindi secondo me bere meno e bere meglio forse ci si azzecca. E quindi poi se c'è l'evento, la possibilità di fare determinate scelte, determinati acquisti, ben venga, ma difatti era uno degli argomenti che volevo toccare, quindi anche prima, il fatto è che questo vino non è un vino irraggiungibile, poi bisogna capire le possibilità di ciascuno, magari 10 euro per una bottiglia di vino purtroppo per tante persone possono essere troppi, così come magari 20 euro per un altro essere nulla, una mancia. Quindi ognuno fa ciò che crede, ecco. Però dico, se uno vuole trovare un momento di armonia, di piacere, così stappare una buona bottiglia da solo in compagnia, non muore nessuno in questo caso, voglio dire. Quindi, e poi comunque sì, per quanto riguarda la grande distribuzione, un po' sta migliorando. Sta migliorando perché hanno capito che comunque la cultura avanza, basta guardare anche i corsi, i sommelier, quante persone si iscrivono. E una volta erano maggiori i professionisti che si iscrivevano, oggi invece sono una minoranza, ciò significa che ci sono molte persone che fanno dei lavori che nulla hanno a che vedere con il mondo della ristorazione, ma è per curiosità piuttosto che cultura personale, quindi aumenta fortunatamente la cultura in questo campo e pertanto se un domani uno ha la possibilità di entrare in un supermercato e voler scegliere da solo, magari questi corsi aiutano anche, sicuramente, aiutano al ristorante, quindi c'è la grande distribuzione per forza di cose ha un occhio al commercio e quindi si mette lì e controlla e ha visto che finora si è persa un po' di business. Non serve mettere la bottiglia nello scaffale e tanti saluti, bisogna comunque gestire anche lo spazio in determinati modi, quindi dare importanza a quel luogo perché non è il banco qualsiasi dello scatolame, voglio dire, quindi ci vuole un po' di savoir-faire anche lì, ecco. Io direi che abbiamo fatto ora di cena perché sono le 20, penso, se non vedo l'ora da quando, aspetta che guardo qui, sono le 20 in punto, per cui abbiamo fatto giusto ora di cena, qualcuno spero che abbia preparato per noi una bella cenetta, altrimenti ci metteremo noi i fornelli per fare qualcosa. La tua torta, Aurora, non dico di tenerla lì perché giustamente mangiala, però la ripreparerai o preparerai qualcosa delle tue grandi creazioni per la prossima volta. Io non lo apro questo qui, nonostante tutti qui mi dicono apri, assaggia, eccetera. Questo vino qui, lo vedete, eccolo qui, lo tengo apposta per Aurora, per Marco e Sabrina e lo assaggeremo appena questo momento un po' complicato sarà finito, ci darà un po' più di spazio. Già incominciamo a vedere qualche bar aperto, qualcosina incomincia a muoversi e speriamo che sia un buon segnale per un ritorno graduale alla normalità. Volevo un attimino dirvi i saluti che sono arrivati. Nicola Bergamini saluta Aurora, Silvana Travaglione, Serena, Laura Semenzato che mi dice bevila, se ti serve aiuto chiama. Quindi vedo che ci sono parecchie persone. Emanuela Pregnolato ci manda alcuni complimenti anche lei. Stefania Ruzza, Catana Anna Maria,
Stefano Baseotto, insomma un po' tanti amici che conosciamo, che conoscono voi, ci hanno seguito in questo collegamento un po' particolare, come dicevo, perché dobbiamo anche cercare di mischiare le carte, altrimenti se ognuno fa il suo, poi facciamo solo la ricetta del dolce, parliamo solo di vino, invece è bello in qualche modo parlare di tante cose insieme. Quindi io chiuderei prima di tutto per chi ha un bicchiere a portata di mano con un brindisi a tutto e poi ringraziandovi per la vostra presenza e naturalmente invito tutti coloro che seguono Venezia Channel a seguirci sul nostro sito, sulle nostre pagine social, su YouTube, perché i contenuti saranno sempre aggiornati anche con quelli di stasera. Quindi adesso un bel brindisi, grazie Marco, Aurora, Sabrina, grazie a voi. A voi. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Adesso mando una sigla di un cantautore che mi piace particolarmente sia per il testo sia un momentino anche per il momento stesso. Alla fine del brano naturalmente la diretta sarà finita e quindi ci ritroveremo la prossima volta. Un saluto a tutti. Arrivederci. Ciao. Ciao ciao. Costruire un futuro migliore, che tutto passerà. Vorrei tanto abbracciarti, vorrei starti più vicino e a ridere e scherzare con un bel bicchiere di vino. Vorrei tanto abbracciarti, vorrei tanto stare insieme. Sai che non posso fare